Incidente mortale nella notte, un'auto ha imboccato contromano la rotatoria di Marghera e si è scontrata con un'altra automobile. A perdere la vita un 47enne di Cavallino Treporti. Inchiesta sulla sanità veneta aperta dalla Procura di Padova. Il PM Silvia Golina ha chiesto il rinvio a giudizio per 8 persone. Udienza preliminare fissata davanti a GIP il prossimo 1° febbraio. Allarme bomba al Tribunale di Venezia, una telefonata in cancelleria segnala la presenza di un ordigno, evacuato il palazzo, forze dell'ordine e artificieri non trovano nulla, disagi e rinvii. Polemica a distanza tra il sindaco di Chioggia Armelao ed il consigliere comunale Montanariello. In un video si vede il consigliere lanciare dei fogli, il sindaco pubblica tutto e attacca. I porti di Trieste, Monfalcone e Venezia, ma anche l'Interporto di Verona, hub logistico per le merci destinate all'Ucraina, proposta dopo la visita a Kiev del ministro per l'economia Urso. A Venezia il 22 gennaio la cerimonia del giorno della memoria al Teatro La Fenice. Nel frattempo in città tutto pronto con un ampio programma di iniziative per ricordare le vittime dell'Olocausto. Caorle ospita per la prima volta nella sua storia una tappa del Giro d'Italia, appuntamento il 24 maggio, volata finale lungo i 400 metri del vialone centrale. Buonasera dal TG di Venezia. In primo piano la cronaca con la tragedia che si è verificata questa notte a Marghera. Un'auto ha imboccato contromano la rotatoria per salire in tangenziale provenendo dalla Romea e si è scontrata con un'altra vettura, a perdere la vita un 47enne di Cavallino Treporti. Un incidente tragico che ha anche dell'incredibile. A perdere la vita Alessandro Amadi, 47 anni, originario con la famiglia di Burano e residente da alcuni anni a Cavallino Treporti. Attorno all'1:15 della notte, l'uomo, dopo essere uscito dalla Romea, avrebbe imboccato contromano la rotatoria Marghera, quella che poi l'avrebbe portato sulla tangenziale, probabilmente per tornare a casa. Secondo la ricostruzione dell'autostrada di Venezia, che sta ovviamente anche cercando di ricostruire i dettagli di quello che è accaduto e sta cercando altre immagini di videosorveglianza da altri tratti stradali, dicevo, quest'auto, una Volkswagen Passat, è stata... alcune auto sono riusciti a schivarla, anche un camion, poi a un certo punto invece c'è stato questo frontale con una Peugeot 3008, il frontale è avvenuto esattamente dietro di me. Per Amadi, le cui condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorritori, non c'è stato nulla da fare. Il SUEM 118 ha provato a rianimarlo a lungo, ma senza fortuna. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia stradale di Venezia, che ha il compito di ricostruire la dinamica, il personale di concessioni autostradali venete. A bordo dell'altra auto, una Peugeot, c'era un 37enne di Mira che è rimasto ferito e quindi trasportato in ospedale. Ora la Postrada è al lavoro, sta raccogliendo anche altre immagini per capire l'accaduto e sentendo alcuni testimoni presenti nell'area di servizio, che però durante la notte è chiusa e quindi non ha personale. Pare comunque che non sia la prima volta che ci siano veicoli contromano, anche durante il giorno, mai tuttavia con esiti così drammatici, ricordano i gestori dell'impianto. Durante le operazioni di soccorso la viabilità è stata temporaneamente deviata all'interno dell'area di servizio, ma data l'ora e lo scarso traffico non ci sono state ripercussioni o disagi. Le operazioni di sgombero e ripristino della rotatoria sono terminate verso le 4. E la morte di Alessandro Amadi nell'incidente di Marghera lascia un grande vuoto nella comunità di Cavallino Treporti, a dirlo il sindaco Roberta Nesto. Alessandro Amadi aveva compiuto lo scorso settembre 47 anni. La sua è una famiglia di pescatori di Burano, prima che lui e altri si trasferissero. Alessandro, in particolare, viveva a Cavallino Treporti e per lavoro aveva un taxi acqueo che gestiva con grande passione e professionalità, oltre che con grande impegno, visto che il lavoro occupava la gran parte delle sue giornate. È una famiglia conosciuta, una famiglia storica dell'isola di Burano, e poi alcuni componenti si sono trasferiti a Cavallino Treporti, pur mantenendo un legame con l'isola di Burano, ma anche con tutta la comunità di Cavallino Treporti di origine buranella, e quindi il dispiacere è di tanti.
Una famiglia conosciuta e un lavoratore che non si risparmiava, Alessandro. I suoi trasporti erano soprattutto verso le isole, turisti ma non solo. Aveva appena acquistato una nuova imbarcazione. Un incidente assurdo invece l'ha ucciso mentre probabilmente stava tornando a casa dopo la cena con un amico. Sono molto dispiaciuta e quindi le condoglianze mie e dell'amministrazione alla sua famiglia, oltre che dispiacere per la sua perdita. Ed ora andiamo a San Donà di Piave. Oggi pomeriggio i funerali di Maria Chiara Guida, la ragazza che ha perso la vita nel tragico schianto che ha coinvolto 5 amici, dove ha perso la vita anche Alessandro Polato. Molti giovani ai funerali di Maria Chiara Guida. La gente ha cominciato ad arrivare presto sul sagrato del Duomo di San Donà di Piave. La bara dal colore chiaro coperto di fiori. Accanto i familiari ancora sconvolti, la mamma Glenda, il papà Giuseppe, il fratello Federico e il fidanzato Mattia, la sera dell'incidente in auto con lei. L'Arma dei Carabinieri presente con i massimi vertici, vicini al papà della ventenne, lui stesso appartenente all'Arma, e nelle parole del parroco la grande personalità della ragazza. Non era solo una bellezza fisica, no? Che non era soltanto qualche muscolo messo là in modo particolare, ma era lo specchio della sua anima bella. Una ragazza determinata, decisa, forte. In chiesa c'erano tantissimi giovani, gli amici di Maria Chiara, ma anche le colleghe di lavoro dell'outlet di Noventa. Una ragazza con gli altri sempre al centro della sua attenzione, da prendere come esempio anche per chi non la conosceva. Portare il suo sorriso nei luoghi di lavoro. Tanti gli amici che non sono voluti mancare nel ricordo di Maria Chiara e Alessandro. Ieri per lui l'addio. 2 giovani amici pieni di sogni che hanno perso la vita nel tragico impatto contro il guardrail della Lungargine appena prima del Ponte della Vittoria, nella sera del giorno di festa. Ed ora l'inchiesta sulla sanità veneta aperta dalla Procura di Padova. La PM Silvia Golina ha chiesto il rinvio a giudizio per 8 persone, udienza preliminare fissata il 1° febbraio. 8 rinvii a giudizio sono quelli chiesti dalla PM padovana Silvia Golin, titolare dell'indagine sulla sanità veneta. Nel mirino l'assegnazione degli appalti per la ristorazione e una serie di accordi illeciti nell'ambito della gestione di servizi e di forniture sanitarie. Davanti al GIP l'udienza è fissata per il prossimo 1° febbraio. Tra gli 8 indagati Domenico Mantoan, ex direttore generale della sanità veneta, Patrizia Simeonato, all'epoca direttore di Azienda Zero, accusati di aver illecitamente investito denaro in formazione, e i vertici di Serenissima Ristorazione Colosso delle Mense, accusati di turbativa d'asta. 8 faldoni di 10.000 pagine, tanto il materiale raccolto nel corso dell'inchiesta, con un massiccio uso di intercettazioni telefoniche, in cui entra anche l'acquisto di tamponi rapidi antigenici nel periodo della pandemia, tra la prima e la seconda ondata dell'emergenza. Allarme bomba a Venezia, evacuato il tribunale, è scattato questa mattina. Sentiamo. Allarme bomba questa mattina alle 9 presso il Tribunale di Venezia e forze dell'ordine subito attivate quando una telefonata in cancelleria ha avvisato che un ordigno era pronto a scoppiare in un ufficio nel palazzo di Piazzale Roma. Evacuato l'edificio sono iniziati numerosi controlli in tutte le stanze. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e il nucleo artificieri della questura. Dopo alcune ore l'allarme è cessato, una volta appurato dalle squadre in perlustrazione che non vi era alcun ordigno e l'edificio è stato riaperto. Anche in passato si erano verificati fatti analoghi, notevoli disagi arrecati con processi rinviati e attività del tribunale di fatto bloccate. Decine di persone sono rimaste in attesa all'esterno della cittadella per oltre 2 ore fino alle 11:30, momento in cui è cessato l'allarme. Sono ore di lutto e tristezza in tutta Castello per la morte di Giulia Ramelli, la 34enne veneziana maestra di sci travolta da una valanga a Cortina. Il ricordo dei salesiani dell'oratorio Leone XIII dove la ragazza è cresciuta.
Tutta Castello si unisce alla profonda commozione per la tragica morte di Giulia Ramelli, la 34enne maestra di sci veneziana travolta da una valanga sul nuvolao sopra Cortina d'Ampezzo. Giulia è cresciuta nell'oratorio salesiano Leone XIII in Calle San Domenico a Castello, dove ha lasciato un segno indelebile nonostante siano passati alcuni anni. Prima di trasferirsi una quindicina di anni or sono in montagna, per coronare il suo sogno, poi realizzato, di diventare maestra di sci, ha fatto parte anche del gruppo scout a Gesci del Venezia V. Il pensiero di Don Filippo Gorghetto, coordinatore dell'oratorio salesiano, portavoce di tutta la grande famiglia cresciuta attorno a San Giovanni Bosco. Tanti sono i messaggi che una volta arrivata la notizia della morte di Giulia sono girati tra le persone di Castello che l'hanno conosciuta, perché Giulia ha vissuto per tanti anni da piccola qui a Venezia, e tanti ricordi sono riaffiorati una volta che è giunta questa notizia, e tutte le persone che l'hanno conosciuta, soprattutto del mondo scout, perché li ha frequentati e quando era piccola, hanno lasciato così il loro messaggio di cordoglio. Tutti si sono stretti alla mamma Michela, che abita in via Garibaldi, e al papà Lucio, apprezzato e stimatissimo collaboratore della Fondazione Biennale di Venezia. Tragedia che ha colpito Giulia e la sua famiglia e i suoi amici. E la comunità di Castello di Venezia si fa tanto vicina, e con il pensiero e con le preghiere proprio ai familiari, agli amici di Giulia. Dopo 2 giorni il Ponte dei Saloni è stato ripristinato, ne dà notizia il sindaco di Chioggia Mauro Armelao. Purtroppo c'è stata la rottura di 2 tubi che avevano al proprio interno l'olio in pressione, ma gli interventi immediati della ditta incaricata della manutenzione e del personale dei lavori pubblici del comune sono stati decisivi. Sfortunatamente questa rottura improvvisa è arrivata proprio nella giornata del mercato settimanale, ma in 24 ore la situazione è tornata alla normalità. E restiamo a Chioggia per la polemica a distanza tra il sindaco Armelao ed il consigliere regionale Montanariello. In un video si vede il consigliere lanciare dei fogli, il sindaco pubblica tutto e attacca. Ecco, però lo sfogo e l'accusa arrivano via social dal sindaco di Chioggia Mauro Armelao, che se la prende con il consigliere comunale e regionale Jonathan Montanariello, il quale al termine della commissione bilancio, a vedere le immagini del consiglio comunale pubblicate dal sindaco, avrebbe preso l'agenda del consigliere di Forza Italia Marco Lanza lanciandola lontano. Questo è il comportamento, scrive Armelao, che censuro e condanno totalmente di un consigliere comunale che professa pace e rispetto in ogni occasione, ed ecco la replica che abbiamo raccolto. Apprendo della polemica del sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, incapace di giustificare come mai aumentano le tasse ai cittadini, strumentalizza polemica inutile fa su una vicenda che l'altro giorno, alla fine di una commissione, non in commissione, alla fine di una commissione ha tenuto banco. Nessuna violenza, secondo Montanariello, dunque, ma solo un gesto di stizza in risposta alle provocazioni. Nel nervosismo dell'aula, avere un consigliere che più volte ti viene a provocare, ripeto, mentre il sottoscritto era seduto al suo posto, un altro viene, ti provoca, a fine commissione ti mette dei fogli di carta sul tuo banco, è il minimo che tu prendi un foglio di carta e lo butti per aria. Meglio non farlo, certo, però non credo che buttare un foglio di carta per aria sia violenza. E poi il consigliere del PD attacca sul bilancio del comune. Quindi, caro Armelao, non preoccuparti dei fogli che lancio io per aria, preoccupati delle mani che metti tu in tasca ai cittadini, perché è meglio venire in consiglio e battere i pugni per difendere i cittadini sempre più poveri grazie alla tua manovra fiscale, che venire in consiglio e aumentare le tasse alla gente. I nostri giovani hanno bisogno di esempi, e invece la riflessione del sindaco, e per questo li invito a non prendere esempio da questa persona, scrive, per poi esprimere solidarietà al consigliere Lanza. Il sistema logistico del Nord-Est, che comprende i porti di Trieste, Monfalcone e Venezia, ma anche l'interporto di Verona, hub logistico per le merci destinate in Ucraina, quanto emerso ieri dalla visita a Kiev del ministro Urso.
Trieste e Venezia saranno i porti di Kiev. Una dichiarazione da titolo, ma da approfondire nello specifico, quella del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ieri in visita a Kiev con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Nella rilanciata collaborazione tra il governo italiano e quello del presidente Zelensky, infatti, c'è un tema chiave, la logistica. In attesa che possano essere recuperati i corridoi marittimi, che al momento riguardano solo la parziale uscita di stock di grano, l'obiettivo è quello di utilizzare il corridoio 5 collegato proprio al nord-est italiano, cioè oltre ai porti di Trieste e Venezia anche quello di Monfalcone e l'interporto Quadrante Europa di Verona come piattaforma allargata su cui sbarcare merci destinate in Ucraina per poi farle proseguire ad est via treno. Un'esperienza già sperimentata a Trieste nel periodo più difficile della guerra, ha spiegato il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino, attraverso ALA, che ha un terminal a Odessa e lavora sulla piattaforma logistica a Trieste. Dunque questa l'idea, sbarco a Trieste, Venezia o Monfalcone e prosecuzione del viaggio per le merci in treno, con però la necessità di una stazione di scambio, solitamente in Ungheria, perché i binari ucraini, esattamente come in Russia, sono a scartamento ridotto, da qui l'esigenza di un cambio di convoglio. L'altra ipotesi operativa è quella dell'utilizzo del Danubio fino a Vienna per poi arrivare nel nord-est via treno, ma le condizioni climatiche e gli episodi di siccità sempre più frequenti rendono impraticabile molto spesso il viaggio anche per le chiatte di dimensioni più ridotte, da qui la preferenza sul treno. Nei prossimi giorni, spiega D'Agostino, incontrerò il ministro Urso per definire eventuali modalità operative per questa forma di collaborazione logistica. Raccogliere il cibo sprecato nelle scuole per aiutare le famiglie in difficoltà. In questo modo il Comune di Venezia ha già raccolto quasi 9 tonnellate di prodotti. È un progetto sperimentale per aiutare le famiglie veneziane, attivo da 1 anno e mezzo, che sta però per diventare definitivo. Il punto di partenza è lo spreco di cibo che la nostra società non riesce ad evitare. Nel sistema anche della ristorazione scolastica molto spesso viene sprecato cibo perché magari il bambino prenota la mensa ma quel giorno sta male la mattina stessa e non può partecipare alla mensa, perché quel piatto non piace al bambino e non viene ritirato. Ci sono poi le porzioni in più preparate per le emergenze e 1000 altre situazioni. Ecco allora entrare in gioco la squadra di volontari impegnata a recuperare tutto quello che si può. Recuperare questo cibo in tempo immediato, cioè subito dopo il pranzo, il cibo non scodellato, cioè il cibo che non va nei piatti di bambino, quello che non viene messo nei piatti, viene raccolto in contenitori refrigerati e viene portato nei luoghi dove le varie Caritas, le varie realtà territoriali che si occupano di assistenza ai bisognosi possono poi darle alle persone che ne hanno bisogno la sera stessa. Parliamo in totale di 8.600 kg di cibo che sarebbe finito nei cassonetti per un valore di 120.000 euro. Tutto questo in un momento in cui aumenta il numero delle famiglie, decine in più, che si rivolgono alla Caritas per chiedere aiuto. Abbiamo messo sul piatto 4,5 milioni di euro negli ultimi mesi per accompagnare in questa fase di inflazione crescente e povertà crescente le famiglie veneziane. Il primo bando di novembre ha visto 6.600 famiglie fare domanda per il contributo straordinario di 250 euro a famiglia. Oggi è aperto presso il sito internet del Comune un altro bando, sempre per un altro 1,5 milioni complessivo, fino a 300 euro a famiglia. La cerimonia cittadina del Giorno della Memoria si terrà a Venezia domenica 22 gennaio presso il Teatro La Fenice. Nel frattempo in città è tutto pronto con un ampio programma di iniziative per ricordare le vittime dell'Olocausto. Anche quest'anno un programma ricco di iniziative diffuse in tutto il territorio. Sono oltre 70 gli appuntamenti per ricordare la Shoah. Incontri, conferenze, spettacoli, visite guidate, sono molte le iniziative che anche in questo 2023 prenderanno vita con la celebrazione del Giorno della Memoria. Più di 80 gli enti, gli istituti e le associazioni che anche quest'anno hanno deciso di rinnovare la loro offerta culturale, rivolgendosi ad un pubblico sempre più ampio, con lo scopo di innestare una forte coscienza sociale e la conoscenza di quei tragici fatti storici per conoscerli e custodirne il valore e gli insegnamenti. È importante coltivare la memoria in un allenamento continuo perché la storia va ricordata, soprattutto quella spiacevole, ha ribadito Alberto Sermoneta, rabbino capo di Venezia. Per poter smuovere una coscienza, per poter far capire
che quello che è stato non è finito ad Auschwitz, ma potrebbe avvenire, tornare ad avvenire in ogni momento della nostra vita. Tra i tanti appuntamenti ricorrenti e fortemente simbolici, il 17 gennaio vi sarà a Venezia la posa di 24 pietre d'inciampo. Arriviamo in questi 10 anni a ben 159 pietre d'inciampo nella città di Venezia. Quest'anno peraltro siamo molto onorati della presenza dell'artista tedesco Gunther Demning, che è l'inventore di queste pietre d'inciampo. Sarà un ulteriore momento di riflessione. Mezzo secolo dopo la Shoah, l'antisemitismo riappare in Europa e sta diventando un problema quasi mondiale. L'obiettivo del Consiglio d'Europa è di mettere alla berlina l'antisemitismo e concordare delle misure che consentano di favorire la comprensione e la tolleranza. Cosa bisogna fare per combattere questo antisemitismo? L'educazione è senz'altro molto importante, informazione di tutti, informazione nelle scuole, dei giovani. Anche a Venezia continuano le attestazioni di affetto e di stima nei confronti di Gianluca Vialli ad una settimana dalla sua prematura scomparsa. Per le reti del nostro gruppo, Claudio Arrigoni, ex direttore di Sky Sport, racconta un inedito aneddoto: come nacque Gianluca Vialli, commentatore televisivo. Sentiamo. Fu lui a convincere Vialli, una volta smesso di giocare e allenare, a sedersi dietro una telecamera in uno studio televisivo per diventare uomo immagine. Claudio Arrigoni, premiato a Venezia a Palazzo Grandi Stazioni dalla Regione Veneto con il premio Comunicazione, racconta in esclusiva per le reti del gruppo Media Nord-Est come nacque Gianluca Vialli, uomo immagine. Gianluca Vialli è stato anche un grande uomo di televisione e ho avuto la fortuna e il piacere di poterlo coinvolgere spesso in progetti che poi sono diventati per lui la continuazione di quello che faceva sul campo, ma solo davanti a una telecamera. A una settimana dalla morte del grande indimenticabile campione, allenatore e dirigente, anche a Venezia continuano ad arrivare ancora tantissime testimonianze di affetto. In quel momento ci fu chiesto da Tom Mockridge, che era allora l'amministratore delegato di Sky Sport, chi volessimo come grande testimonial sportivo per Sky. Entrambi indicammo Gianluca Vialli e questo lo portò poi a essere davvero l'uomo immagine per lo sport. È una storia che non molti sanno come è nata questa collaborazione fra Sky e Vialli, ma devo dire che è bello averne potuto far parte e io credo anche che Luca Vialli abbia dato tantissimo al mondo della televisione e a come fare in modo che il calcio fosse normalizzato anche in TV. Il Giro d'Italia approda sulla costa veneziana e arriva per la prima volta a Caorle, occasione ghiotta per una visibilità senza precedenti. Sono più di 195 le nazioni che trasmettono il Giro per quasi 400 milioni di persone che lo vedranno in tutto il mondo. Per la prima volta nella sua storia, Caorle ospiterà un arrivo di tappa del Giro d'Italia. L'atteso appuntamento è per il 24 maggio. Il tracciato attraverserà varie località balneari per concludersi a Caorle. Entriamo da Jesolo, attraversiamo il Ponte di Barche a Cortellazzo il 24 maggio, che è una data storica per il Piave, e sicuramente verrà preparato e allestito un qualcosa che potrà rimanere un bel ricordo, non solamente un attraversamento di un punto storico. E poi andremo a Eraclea Mare, Porto Santa Margherita e entriamo a Caorle per il gran finale, centro storico, una parte del centro storico. L'arrivo è previsto sul vialone di 400 metri nell'area del Palazzetto dello Sport. Per tutti gli appassionati di ciclismo in preparazione al Giro ci sarà anche un'anteprima da non perdere. Domenica 29 gennaio, in occasione dell'apertura della Fiera dell'Alto Adriatico, sarà allestita un'area con il trofeo senza fine, la coppa che viene consegnata al vincitore del Giro d'Italia. Saranno presenti all'iniziativa anche alcuni campioni. Gli appassionati o i visitatori avranno la possibilità in quella giornata di farsi anche delle fotografie con qualcosa che di solito si vede sempre in mano alzare al cielo dai vincitori. In quell'occasione hanno la possibilità di farsi delle foto, ricordo che è sempre una cosa bella e importante.
È tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi. Al solito ci salutiamo con uno sguardo al nostro meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Maltempo in arrivo nel weekend, ci attende poi un freddo invernale dalla prossima settimana. Sabato 14 gennaio, intanto, tempo ancora buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto nelle ore più fredde avremo nebbie in qualche fondovalle e in pianura, dove potranno dissolversi solo parzialmente durante il giorno. Sarà soleggiato invece altrove. Sulle Dolomiti, così come sulle Prealpi, permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 sulla scala europea di riferimento. Temperature stazionarie, minime tra -2 e 1 grado, massime invece tra 6 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso e con possibili locali gelate in pianura di mattina. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà inizialmente soleggiato, con aumento però della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno a -2-3 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.